con il presidente del Torres Tennis, Antonio Bozzo, Marco Ticca. Qualche settimana fa si parlava di quella eventualità, no? Che ancora non era attuata, però diciamo che c'erano già i presupposti. Perché? Perché avevamo respirato un'aria davvero importante, no? Di quelle leggere, frizzanti però allo stesso tempo, e poi la promozione in A2 è arrivata. Bentornati, mi sento di dire. Grazie Ico. In realtà ci siamo presi una bella paura, perché a metà campionato abbiamo avuto un infortunio del nostro giocatore italiano, di Valerio Perruzza, che ha saltato 2 partite e ci stava quasi facendo scivolare in zona retrocessione. Per fortuna poi l'infortunio si è rivelato meno importante del previsto, Valerio è tornato, i nostri ragazzi del vivaio hanno fatto un grandissimo campionato, anche i nostri stranieri, devo dire la verità, quest'anno hanno risposto alle aspettative, e quindi eccoci qua di nuovo a riprovarci, e speriamo che non succeda un altro Covid come nell'altra volta, che poi ci aveva di fatto fatto rinunciare alla Serie A, nel senso che si era giocata veramente 2 partite che non avevano assolutamente senso. Alle spalle però c'è un progetto, c'è un'idea, c'è tanto impegno e partecipazione, perché mai come questo periodo il tennis, d'altronde l'ha anche sottolineato il presidente Binaghi, insomma il tennis respira un'aria particolarissima, a prescindere dai vari Sinner, Paolini, Cobolli e quant'altro. Sì, assolutamente, è particolarmente bello e emozionante festeggiare questa giornata in una settimana in cui lo sport italiano è in festa, come ho detto stamattina in comune, è in festa grazie al tennis e grazie a Sinner, e anche la Sassari Sportiva è in festa grazie al tennis e grazie alla Torres Tennis, quindi questo è assolutamente motivo di orgoglio. Devo dire la verità, in Serie A noi ci dobbiamo arrivare tutti insieme, non basta arrivare in Serie A, non basta vincere un campionato per arrivare in Serie A, ma dobbiamo crescere un po' tutti, a cominciare da me, a cominciare dai miei dirigenti, dai soci, dallo staff tecnico. Cioè la Serie A è un qualcosa che potrebbe anche non aver nessun senso se tutto il movimento non capisce l'importanza di questo risultato e quanto bisogna migliorare per stare al passo di una categoria. Noi siamo praticamente tra le prime 42 società d'Italia, considera che oggi in Italia ci sono più di 4.000 società, quindi abbiamo un ruolo importante. Vorrei che tutti noi ce ne rendessimo conto e dessimo quel qualcosa in più che ci serve per tenere questa categoria, ma soprattutto per crescere a 360 gradi in questo circolo e con una disciplina sportiva che oggi sta assolutamente prendendo piede, e noi dobbiamo farci trovare pronti. Presidente, però tu insomma arrivi, diciamocela tutta, tu sei un uomo di sport, no? Perché io ho sempre negli occhi e nei ricordi più cari le giornate provinciali dello sport organizzate insieme al carissimo amico Montalbano, che era il tuo presidente del CONI, le giornate provinciali dello sport, dove migliaia di ragazzi si avvicinavano a provare tantissime discipline sportive. Sassari poi, insomma, diciamocela tutta, vive un'aura particolarissima. Quante squadre abbiamo in Serie A? Non te lo dico perché molti non lo sanno probabilmente, ma non solo la Serie A, tutto il contorno, tutto l'impegno in un tessuto cittadino, insomma, che ha anche grossi problemi, specie per la logistica, per gli allenamenti, per i campi e quant'altro. Oggi era il comune, hai bussato? Ma allora, l'invito che oggi ci ha fatto gentilmente il sindaco e la giunta comunale è stato qualcosa di grandioso. Come ho già detto, è un unicum, perché la Torres non era mai avuto l'onore di presenziare lì a Palazzo Ducale. Noi ci siamo andati tante volte come CONI, però come Torres non era mai successo nella storia, e questo significa che la città si accorge di quello che stiamo facendo, e quello che ho detto stamattina in conferenza stampa è che il numero di tesserati del tennis oggi è un numero importante. Siamo secondi dietro al calcio, siamo la seconda disciplina sportiva per numero di tesserati e abbiamo sempre il solito spazio da 100 anni, perché questo è, abbiamo questi 6 campi, un circolo molto carino ma piccolo, e devo dire la verità che ho trovato terreno fertile, perché già col sindaco in diverse interlocuzioni avute prima stiamo cercando di lavorare per ampliare, per dare alla tanta domanda
una piccola risposta che possa servire a far fronte veramente alla grande passione, alla grande richiesta di tennis che c'è in questo momento.